le ha conoscenza. No, me lo immagino. Io, quante che ne senti ancora? Così vuoi, gente mia, robe che succede sul tuo mondo, e così io pensavo, visto che non era più camere libere in albergo, detenienti qua. Ma so che fa stanotte, perché loro domani mattina gli va all'Adriati. Anzi, dove ti ho messo il voucher? Ecco qua la prenotazione dell'albergo. Poverino, vai. Vediamo. Va bene. Ma se voi affittate sempre ai turisti 2 stanze, perché, come ha detto il ragazzo, lei dorme in garage? Oh beh. Perché la mia camera matrimoniale l'ho ceduta. Ad altri parenti ancora più stretti. Come? Diventati di colpo per merito di suo papà quando era... No, signor mio, qua mi pare non c'entra niente. Ancora qui è via. Meno male. Io sia lodato. Là dorme me fia e me vengono, che proprio stamattina il barone li ha buttati fuori dal suo appartamento. E siccome che a camera lei è piuttosto stretta, è il fiolo, il sariello, ma stanotte dorme qua per terra. Magari che fuso solo che fa stanotte. Cosa succede in questa casa? Ci scusi signorina, ma sa, all'improvviso sono arrivati degli amici. Caspita, ma da dove salta fuori questa qua? Un'altra parente? Lei è una mia nipotasta. La mormola né confini né cori. È africana! E non te la compro tu, mi pare. Per quasi 3 anni a sapeva in Etiopia. E là la incontrà. Naturalmente la mamma di questa ragazza. No, signor mio. Perché sennò su sto caso ella sarebbe una me sorella e non potrebbe essere così dovena. E è evidente, lei è figlia del mio sorella. Ecco, vede signorina, anzi, cara Miriam, i signori qui non hanno mai visto una ragazza di colore. È per questo che tu desti tanta attenzione. Sai, nella nostra cittadina di solito arrivano turisti di razza bianca. E lei invece è nera. Piano piano, per lavarli bene. Non è completamente nera. No, perché sennò come che c'entraria, mi pare, su questa questione? Lei è mulata, era bianca e era nera. Beh, non capisco più niente. Come può lei confermare tutta questa parentela? Guardi, basta guardare il foglio matricolare e mi pare defunto. Mamma, ti dico una savana copia. Ma va giù in camera e ti mostra qua i signori. Perché lei pensa che nel foglio matricolare abbiano scritto anche tutti i peccati che ha fatto suo papà da militare? Beh, qui forse no, ma le riportate tutti i posti dove che lui ha combattuto sotto le armi. Per ogni monada lo richiamava sempre. Così che gli era sempre sotto, sempre sotto. Sì, per me comunque lui era sempre più sopra che sotto. Ma dei governi che iniziamo a fare il soldato dove? Sarebbe meglio da sotto la naia quando che da 60 anni. Vive di qui e delle infermerie tanti di schede di pensione. Ma per il mondo suo papà ha più combattuto o fatto l'amore? Vabbè, a questa domanda non saprei proprio
parenti, per fortuna però è morto. Beh, per fortuna. Sì, perché se avesse avuto figli in tutti i continenti, questa casa d'estate sarebbe diventata il palazzo delle Nazioni Unite. Signor Dio, questi li brutti gli scherzi delle guerre. Beh, non direi proprio tanto brutti. Bene, signor Augusto, per questa volta vada così, ma in futuro... Stai tranquilli ragazzi, è già 3 anni che mi faremo. Veramente, sa, non penso a lui, ma a lei, sa, con tutta quella gente che d'estate viene per casa, il buon sangue non mente. Sì, ormai, magari. Ma mica è femmina. E quando che ieri giovane mi chiamavano Gusto. Qualche anno dopo il matrimonio, Gustin. Adesso purtroppo mi chiama Gustavo. Lei ha spirito anche da vendere. Esatto. Bene, andiamo avanti che abbiamo altre carte da controllare stanotte. Signor Augusto, ci stia bene. Addio ragazzi, buon lavoro e mi raccomando, controllate bene. Per questa faccenda Non ho capito. niente. Beata te. Invece ho capito anche Massa. Ma da quando che ti sapeva che tuo padre aveva al mondo tutti sti affari? Dai mamma, ma non te capisci che lei tutte vai, beh, buone, ma pagare la multa no? Viene così tanto sono così stanco. Dai, cara, dai, cara. Torna a dormire con tua nonastra. Questa l'hai fatta, grazie Pupao, ma mi devo sistemare a tomba. Bene ragazzi, passiamo ora ai ringraziamenti. Innanzitutto ringraziamo la Proloco di San Maggiore che ci ha ospitato, i ragazzi alla console Luci Suoni e andiamo anche a chiamare i nostri attori. Allora, abbiamo Eli, Gino, Ingrid, René, François, anche dalla doppia parte, poi abbiamo Miriam, la nostra amica Miriam, direttamente dalla Somalia, poi abbiamo Sara, la nostra guida turistica, abbiamo Claudette, la femmina di François, l'accompagnatrice Pina, la bella bionda Pina, poi abbiamo Calogero, direttamente dalla Sicilia, Marisa,
Marisa, la moglie Benedetta. Abbiamo Dino e il figlio di Marisa De Calogero. La bisnonna Mafalda. La Egle che ha fatto la parte anche della Mina, doppia parte. E i paroni di casa, Ida e Gusto. Sono un po' timidi, non vogliono farsi vedere tutti insieme. C'è il nostro amico tesoriere per caso, Dario della Colocco di Libra Maggiore, vorrei dare a lui il mio microfono se possibile. Va bene, io sono qua per ringraziarvi di aver partecipato, ringrazio anche la compagnia teatrale e vi invito domani semplicemente agli altri eventi che abbiamo organizzato. Grazie. Ringraziamo innanzitutto la nostra regista e soggenitrice Belinda, che così intelligentemente ci ha assistiti e guidato. Ringrazio a nome mio e a nome di tutta la compagnia voi che siete intervenuti, siete stati un pubblico meraviglioso, avete contribuito ad appianare le nostre così diciamo difficoltà fra virgolette. Comunque grazie di essere intervenuti. Ringraziamo anche il presidente della FITA che questa sera ha voluto onorarci della sua presenza. Che dire, grazie e alla prossima. Grazie.